E la tua vita quando eri piccola com'era? È un po' dura, insomma, in quel periodo non è che erano come adesso, erano vestite, eravamo vestiti come Dio voleva, poi eravamo poveri, mio padre era contadino, mia mamma si faceva la casalinga, però insomma non è che avevamo, magari aveva pecore, bestiame un po', ma sì, il necessario, però si coltivava molto di più, avevamo tutte le cose del campo, sia i legumi, sia adesso, come dire, gli orti, si faceva ognuno per conto di si vede, Eravate di quello. ognuno aveva la propria c'era. E della seconda guerra mondiale ti ricordi qualcosa? E io mi ricordo perché al tempo della guerra mondiale io lavoravo in collegio, no? Ero a Cagliari, all'asilo Carlo Felice, ero assistente lì, lavoravo lì, come assistente nelle scuole delle ragazze. E quindi ne ho visto, ne ho sentito, noi avevamo al tempo del bombardamento, andavamo in un sotterraneo, no? Sin quando era una scala che portava da un reparto all'altro, da un caseggiato all'altro, ed era un bel sotterraneo, si faceva molto prato andare lì. Allora si andava tutto, quando suonavano le sirene partivamo tutti, ragazzi, suore, tutti. Però negli ultimi periodi, che allora era molto, incominciavano a bombardare molto a Cagliari, prima si passava, magari si sentivano fuori queste, però poi allora una volta avevano proprio buttato delle bombe nei nostri giardini, allora c'erano